La Vergine delle Rocce di Leonardo in una prestigiosa mostra a Villaurea, curata da Vittorio Sgarbi, ieri in città per presentare il genio di Leonardo da Vinci tra Rinascimento e Magna Grecia, in quel percorso di avvicinamento al 2025 che vedrà Agrigento capitale della cultura. Sentiamo. È un'idea molto singolare e anche molto assoluta, perché è difficile immaginare qualcosa che sia più al centro della nostra civiltà della Valle dei Templi. E se dobbiamo pensare come il Rinascimento si è espresso e qual è la figura più assoluta e universale, pensiamo a Leonardo, quindi la connessione c'è attraverso l'idea di un primato che il Rinascimento ha nella figura di Leonardo, che è un grande pittore, un grande scienziato, un grande architetto, un grande scultore, sempre però incompiuto, sempre imperfetto o in alcuni casi troppo compiuto, come nel caso della Vergine delle Rocce, che dovette essere l'idea così formidabile della sua prima giovinezza, da averne fatto un disegno che ha determinato poi una serie di derivazioni, quella del Louvre e quella della National Gallery di Londra, che sono le più note. Però il professor Pedretti, mio vecchio amico, indicò tra quelle che erano legate al disegno di Leonardo anche quella che si presenta qui, la quale con giusta prudenza è indicata come Leonardo e collaboratori, e ci mostra la forza di un tema che è il rapporto fra la divinità e la natura, Deus sive natura, la Vergine delle rocce. Le rocce sono ciò che Dio ha creato e Dio è nel bambino che sta dentro o a fianco della madre, nelle rocce. E quindi c'è qualcosa di profondamente ctonio, cioè proprio di originale, di assoluto, e credo che questa sia la ragione per cui gli organizzatori hanno pensato a questa idea di affiancare quelli che vengono per vedere l'origine della grande civiltà antica e specchiata nel Rinascimento nella figura di Leonardo. Tra l'altro io dei dipinti che ho visto qui, compreso quello che è evidentemente il più significativo, ho guardato con molta attenzione questo di Cesare da Sesto, che è un'opera dipinta su tela con un finto alabastro sul fondo, è una qualità altissima, quindi vi sono affiancate opere di Cesare da Sesto, di Marco Roggioro, di Gian Pietrino, di Martino Piazza da Lodi, anche quella di Martino Piazza che si identifica rispetto a questa che sta al mio fianco, che sono opere importanti che indicano come Leonardo sia stato un maestro di allievi che talvolta sono stati più bravi di lui perfino nell'esecuzione, nell'essere puri pittori. Lui è stato più che un pittore, perché la pittura nella sua interpretazione è cosa mentale, quindi è idea, è arte concettuale, è assoluta modernità. E pensando come spesso io ho fatto polemiche sulla presenza di arte contemporanea che prende lustro, saggesta, come anche qui, con un'opera di Vito Rai, dal rapporto con l'antico, l'idea che qui ci sia un artista che può tenere alta la testa e dare più che prendere, e quindi Leonardo essere un richiamo che non può essere subordinato all'importanza del luogo, è certamente uno scontro alla pari, una specie di sfida. Quindi chi viene qui sentirà la grande civiltà greca e sentirà il Rinascimento nella figura e soprattutto nell'opera più complessa, più ricca, più stimolante, anche quella da cui sembra uscire tutta l'invenzione di Leonardo. Un evento in cui il Parco archeologico della Valle dei Templi è entrato a pieno titolo, dando corpo a quell'idea di incontro tra Rinascimento e Magna Grecia. Il direttore Roberto Sciarratta e il patron di Mediatica Gianni Filippini. Devo dire, portare Leonardo da Vinci, la Vergine delle Rocce, alla Valle dei Templi è una operazione culturale importante perché finalmente abbiamo artisti di livello che illumineranno la valle, per cui il visitatore che si trova nella valle, che comunque raggiungerà la valle non solo per la valle, ma la raggiungerà per poter godere di questa mostra che vede la Vergine delle Rocce per la prima volta ad Agrigento, per la prima volta in Sicilia, e devo dire accompagnata dai 10 guardie della bottega di Leonardo, in un progetto che tende a una spiegazione dell'attività del maestro, e che quindi noi abbiamo da subito sposato, e devo dire che è una di quelle attività
propedeutiche certamente ad Agrigento Capitale 2025, ma una delle tante attività che abbiamo messo in cantiere e che cerchiamo di offrire ai visitatori che ci auguriamo verranno a vedere questo, non solo la valle ma questa mostra meravigliosa. Di grande pregio artistico, no? Beh, devo dire è di livello, noi finalmente abbiamo bisogno degli artisti che valorizzano la valle e non viceversa la valle che valorizza gli artisti. Questo è un progetto che si pone su questa ottica, un'operazione di livello culturale alto per valorizzare anche la Valle dei Templi. Grazie direttore. Un evento importantissimo che ovviamente lancia quella che è Agrigento Capitale della Cultura 2025, un evento di ampio respiro presentato ovviamente dal nostro sottosegretario Vittorio Sgarbi, col patrocinio ovviamente del Ministero della Cultura ma anche dell'assessorato regionale alla cultura. Noi siamo qui a testimonianza di un lavoro straordinario che si sta facendo per far trovare pronta Agrigento alle sfide che la vedranno nel 2025 come capitale della cultura. Ma Vittorio Sgarbi non ha risparmiato nel suo incontro con la stampa prima e nel successivo con il pubblico una stoccata alla città che, dice, in queste condizioni non può presentarsi all'atteso appuntamento del 2025. La città è sporca, ha detto e ribadito. Ma non mi sembra che da quando è partita questa indicazione si sia fatto prima di questa mostra, questo credo che sia il primo atto, mi pare un atto a cui partecipando io ho dato un contributo e credo che occorra andare avanti, occorre tenere pulita la città, la cosa che colpisce è che la città non è particolarmente pulita e occorre garantire un'accoglienza che non sia sempre il meraviglioso albergo Villa Atena, ma se deve venire molta gente ad Agrigento sarà bene che gli alberghi ci siano, quindi ci sono dei problemi strutturali, qui la città è così mitica, ma occorre poi che sia praticamente disponibile al turismo che dovrebbe accorrere con la capitale italiana della cultura. E poi, per ben 2 volte Sgarbi ha detto qualcosa che non c'è sfuggita. Non butterei giù un albergo per fare un centro commerciale, cosa che mi hanno detto essere stato non votato dal Consiglio, ma contenuto in una determina. Ascoltiamolo. E quindi credo che la città debba presentarsi e vorrei anche aggiungere, credo che sarà un fatto polemico, che non butterei giù un albergo per fare un centro commerciale, cosa che mi hanno detto essere stata in qualche modo non votata dal Consiglio ma indicata da una determina, cioè abbiamo bisogno per la capitale italiana della cultura di avere accoglienza, un albergo va potenziato, va arricchito, farlo diventare un centro commerciale mi sembra un modo per non interpretare pienamente il ruolo della capitale italiana della cultura, ma questo lo dico perché... Sì. Non sappiamo a quale albergo si riferisca con certezza né di che tipo di determina si tratti, se dirigenziale o di giunta, che potrebbe, in relazione alla tipologia, incidere sull'efficacia del provvedimento. In ogni caso, al di là della struttura da abbattere o no, voci non ufficiali né confermate parlano dell'Hotel Jolly di Villaggio Mosè, c'è da valutare cosa ne discende da questo, ovvero il tentativo di cambiamento di destinazione d'uso della struttura in ambito urbanistico e 2 volontà diverse, quella di chi spinge perché non sia più alberghiera, quella di chi vuole che divenga commerciale.